autorizzato il servizio per Rana Verona, che inizia il match con Darlan. Il primo servizio va a rete e dunque il primo punto va a Trento. Si fa sentire anche la curva Gislimberti alle spalle dei giocatori di Trento, di Flavio, che va a mettere in movimento il pallone. Darlan in diagonale per la formazione ospite. Sbatte ora con il secondo set. Torbi che sbatte a rete. Morbido Sbertoli verso Mosic. Christensen, la pipe di Mosic, la palla a terra, al muro di Alessandro Micheletto. Nastro alleggerisce il lavoro in ricezione di Verona. Keita con una bomba, deve correre Sbertoli che tiene vivo il pallone. L'attacco di Micheletto, mamma mia che giocata questa di Trento, un'enormità il set point ora per Verona. Keita ancora sugli ali dell'entusiasmo, la ricezione di Laurenzano. Sbertoli che tiene vivo, anzi no, il pallone, è un altro ace, chiude a braccia alzate Verona questo secondo set. Pronto Darlan ad andare via al terzo set. Per Micheletto deve impegnarsi Sbertoli per tenere vivo il pallone in diagonale. Ramon, buon lavoro di un amico, l'attacco di Keita, il muro a 3, la palla è molto lunga, se la cava bene Verona nel secondo set, pardon. Forte Keita, ancora in difficoltà Laurenzano con il bagherone all'indietro. Ramon For deve appoggiare Micheletto, free ball. Darlan dalla seconda linea, tiene vivo il pallone per un attimo Christensen, ma poi la palla cade a terra. Vitelli potente verso Ramon, una slash. Christensen verso Keita che prova il colpo all'indietro, numeri Keita. Mosic che carica il pubblico. Vitelli verso Ramon, Sbertoli, Micheletto, il muro da parte di Verona, chiude braccia alzate questo terzo set. Rana Verona pronti ad entrare nel quarto parziale con Ramon al servizio. Deve correre Christensen con Keita che attacca da fermo dalla seconda linea. Micheletto con il palleggio all'indietro, la pipe di Ramon, tiene con un piede però Trento. Micheletto, mani out. Cosa ha tenuto vivo Trento in questa circostanza? Micheletto, solo lui in questo momento può salvare Trento. Forte su Keita che lavora bene per la ricezione all'indietro, l'attacco di Darlan. Verona fa il colpaccio, Verona vince 3-1.